Però in realtà un personaggio che ho trovato molto interessante, forse uno dei più interessanti insieme allo sceriffo, era il personaggio di Gertrude, perché abbiamo parlato, cioè ho visto che è venuta fuori più volte questa idea tipo che i vestiti possono cambiare le persone e infatti c'è stata una trasformazione, tra l'altro bellissimo il vestito del ballo, tipo, cioè quando lei arriva ed è così un po' anche alla Audrey Hepburn, cioè un po' richiamano tutti questi film di moda. Però, cioè, non lo so, in realtà non è vero che poi questi vestiti la cambiano. Cioè, o la cambiano in peggio, però in realtà cioè, lei comunque rimane una ragazza di periferia frustrata anche quando è insaccata in questi abiti bellissimi, capito? Quindi, cioè, cambiamento, boh, non lo so, cioè non è che un abito ti cambia l'indole alla fine. Cioè, attraverso le forme dell'abito si tira fuori questa femminilità che poi in Gertrude diventa una femminilità cattiva, no? Cioè lei si sente una diva e quindi si atteggia da diva. Will you guys just slow it down and make it funky? Un saluto a tutti. Possiamo chiamarvi genziani, tipo... Finalmente, ormai, insomma. Che si chiama genziana, forse un È una pianta, sì. Che non abbiamo mai offerto a nessuno, oltretutto, però comunque. Cristo, è difficile avere una luce puntata attraverso la retina in questo momento e non riuscire a vedere nessuno. Per la resa del video Esatto, serve. soffiamo per voi. Domanda di rito. Com'è andata? Vi è piaciuto il film? Chiedi se a qualcuno non è piaciuto. Mica non ha un'arma da fuoco con sé. Ah, senza palle. No, magari ma piaciuto a per tutti piacciono sempre i film che proiettano? L'ultima volta Francesco, Ah, è vero. giustamente una critica. Però una critica non giustifica il non farsi piacere un film. Vuol dire che abbiamo buoni gusti. Però ho visto molte persone che annuivano, quindi io passerei subito. No, ma in questo caso il film l'ha deciso Mikal, quindi farei partire lei con il commento. Brava Mikal, un applausino. Primo film scelto da Mikal. Esatto, e anche l'ultimo perché la volta dopo finisce Gen Z, però poi ricomincerà. No, in realtà Dopo specifichiamo questa cosa. Sì, dopo ne specifichiamo meglio. No, in realtà, io ho dei fun facts, però preferirei forse sentire qualche opinione di qualcuno, se già qualcuno vuole dire qualche parere. Ok. No, secondo me se c'è qualcuno o qualcuna che... Vabbè, però iniziamo l'argomento. Che non sono ancora chiare, quindi dovete parlare voi. No, io inizierei magari parlando dei vestiti a questo punto, perché è la... Ciao Ross. Ciao. Sono degli operativi di Gen Z, non si vedono spesso sui nostri transitare. palchi, però comunque nel background sono veramente presenti. Stanno sempre lavorando per me. Esatto, stanno sempre lavorando per noi. So bene come Ok, no, era gestire anche questo noi. microfono. Allora, principalmente ho fatto un po' una ricerca perché non è che mi sono anche io informata e vorrei citare il nome della stilista che secondo me ha senso citare, un attimo che lo trovo, che si chiama Marion Boyce. E praticamente loro hanno fatto tutto uno studio sugli abiti che vanno dagli anni 30 agli anni 50, principalmente sugli anni 50.
E ho seguito anche le interviste che hanno fatto alla regista, che peraltro consiglio molto perché mi sembrava una persona molto aperta, cioè l'ho vista anche lavorare guardando sempre dei video nel set, e aveva un bel modo, perché poi nessuno ne parla di come sono i registi con gli attori, però secondo me è molto interessante anche quel lato lì. E si sono fatti prestare praticamente affittando degli abiti di alta moda e anche appunto da collezioni private, mentre molti tessuti li hanno presi per esempio da paesi europei principalmente, e anche nei video si vede proprio che avevano questi capannoni dove avevano tutto il magazzino con tutti i tessuti, vestiti, per poi anche creare direttamente in set alcune cose. La cosa molto interessante è che la stilista più l'aiuto appunto costumi, perché erano in due principalmente, hanno realizzato sui 350 e più capi per questo cast principalmente, e cioè, secondo me è proprio stato fatto un bel lavoro, e soprattutto poi parlano e introduco anche questo argomento per poi passare dicendo che la cosa interessante a livello estetico di questo film, secondo me, è il fatto proprio che sia ambientato in un paesino sperduto, Dangatar, se si dice così, in Australia. Credo sia fittizio, ma adesso controlliamo meglio. Fittizio intendi se esiste veramente? Esatto. No, non esiste. Non esiste, ho già guardato. Ho cercato ovunque perché tipo veniva fuori è reale, non è reale, non si capiva, però in teoria non esiste. E anzi hanno letteralmente costruito tutto il set su questo deserto australiano, in cui ci hanno messo 3 anni. The set maker, tipo. Sì, no, veramente hanno fatto tutte le strutture in legno, eccetera. Poi, insomma, c'era veramente un direttivo assurdo dietro. E quindi è stato interamente costruito da zero. E infatti brucia anche realmente, cioè, nel senso, lo hanno veramente mandato a fuoco. Dovevano tirarlo via in qualche modo. In qualche modo, sì. O tutto o niente, o in grande stile, non lo famo e boom. Come finiremo noi questo podcast? No, non l'ho mai detto. Spero non mi abbiano sentito i boss fuori. Auguri Tommaso. Ecco, se tra 2 mesi non vedete più Zebro, spoiler. Ridebutto col botto senza il post. Ha un significato diverso adesso. Rip. Siparietto finito, scusa. Ecco, no, la cosa veramente figa, secondo me, di questo film è il fatto che, e anche la critica ne ha parlato un sacco, è il fatto che veramente hanno portato praticamente il red carpet in un paesino del cazzo, proprio sperduto, ed è veramente un'antitesi pazzesca. E anche come all'inizio del film ho introdotto con quella frase della regista che secondo me riassume veramente il film, nel senso che, cioè, veramente lei ha cambiato le persone del paese, che poi si siano rivelate comunque una merda queste persone. Realmente comunque scopri pian piano i personaggi attraverso i vestiti, cioè lei arriva e tu scopri anche con l'arrivo della protagonista le varie dinamiche all'interno del paesino così bigotto, che viene anche definito di 100 anime brutalmente. Poi sono diminuite durante il corso del film. Sì, effettivamente c'è stata un po' una... Se ci fosse stato tipo l'aggiornatore del cartello, population. Sì, sono finiti male. C'è da fare in merito comunque. Ecco. E niente, poi una cosa molto figa secondo me è che sono state toccate varie tematiche, infatti poi se qualcuno vorrà anche dirmi se ci ho preso o meno, cioè ovvero anche tanto la figura della donna, perché secondo me viene sia idealizzata ma anche creata una sorta di potenza femminile, non lo so, cioè il fatto che comunque molte donne prendono in mano la situazione, a partire da Tilly, la protagonista, impersonata da Kate Winslet, ma vabbè, insomma, era chiaro. È tipo, sì, era presente durante la maggior parte della pellicola, effettivamente. Ma dai! Sì. Notata, No, sì. Mi ricorda la ragazza che ha recitato in Titanic, non so anche. Sì, questa discesa verso. Sì, ecco. E anche questo era tragico comunque. No, vabbè, la Titanic è un film d'azione. Comunque. No, io lancerei una domanda, al di là appunto di tutte le tematiche che sono emerse, anche come tipo la discriminazione, l'autismo, tutta anche l'ignoranza che si gira attorno a questo film. Una tematica, cioè una domanda sul finale, cioè, anzi, o meglio, sulla morte del suo
quasi futuro sposo di Tilly. Che... Interpretato da? Aspetta che ce l'ho. No, si chiama... No, me lo sono scritto perché io letteralmente non so... Aspetta, Liam Hemsworth? Il fratello di Thor, praticamente. Delle divinità. No, cioè, no, si vedeva anche lui comunque un bell'uomo, cioè, porca, cioè, era sempre... Era ben visto. Raga, la regista nell'intervista fa... E poi il suo bell'aspetto ha aiutato. Ha aiutato. Sì, cioè, più che attore è un oggetto di scena, però... Diciamolo, cioè, aveva il fan club di Liam in sala, aveva il piacere di avere non lui ma le fan. Questa presenza nefasta sul set. E torniamo a noi. Vabbè, è una bella presenza, insomma, c'è poco da dire, insomma. E anche secondo me ha un ruolo bello, comunque, a parte che muore. Ci sia una reference a Edo, il nostro collaboratore che spesso trovate al bar, non so. È un complimento. Anche lui con varie origini australiane, tra l'altro, quindi sai che... Un po' surfista. Speriamo non abbia la stessa fine. Ma il tuo parere qual è sulla fine, Mika? Cioè, sulla fine sua, Beh, diciamo, io sinceramente posso dire, cioè... È la ragione per la quale le donne vivono più degli uomini, cioè sostanzialmente. Oddio, Ovvero, beh. mi viene in mente di fare una cosa, la faccio, tipo... E lei no. Dice, No, però la faccio lo stesso, mi butto nei topi, mi butto in una cosa che potenzialmente è Peraltro, letale. fun fact, 300 topi hanno usato per fare questo. Veri. Porca vacca, Veri. cioè. Infatti io tipo, no, però non è possibile No, che sei veramente... disgustosa, Aspetta, ma Già. erano veicolo di peste? Ce l'hanno scritto da qualche parte? No. Ma Gli hanno no. C'era tagliato nei- tutti quanti. Comunque rimanendo su idee stupide. Però immagina se tipo uno fosse stato veicolo di peste, non lo so. Esatto, cioè a uno non ha fatto bene la vista. Esatto. Rimanendo sul tipo strade, idee stupide, no? Uno dice tempo fa, facciamo su un cineforum a Castelfranco, tac, cioè l'effetto farfalla, cioè. No, dicevi mica, cioè alla fine... No, che secondo me, cioè, lei aveva già avuto le sue belle frustrazioni, cioè, voglio dire, quella lì forse l'avrei risparmiata a livello di regia, ma il film è tratto da un bestseller, cito, di Rosalie raga, purtroppo l'inglese non è il mio forte, e quindi probabilmente era scritto così, però cavolo, cioè, lì, cioè, si erano appena incontrati dopo una serie di, mamma mia, cioè, lei proprio non lo voleva, e poi muore, poi in modo così triste. E quindi niente, cioè quella proprio me la sarei risparmiata. L'ho scritto anche nella cartolina perché in realtà ho visto questo film tantissimo tempo fa e questa cosa come scena mi era proprio rimasta perché mi aveva proprio lasciato proprio un'amarezza profonda. E secondo me, cioè, tra tutte le morti e le cose brutte che almeno poteva essere un po', non so, coccolata in questo senso, cioè nel senso poteva non avere anche sta batosta invece... Però magari qualcuno si Magari troverà hanno finito in il disaccordo budget, con me, tipo, non non so, so. la pensate anche voi così, boh. Per me questo qua sarà un punto che darà parecchio da dibattere, perché cioè a me ad esempio la sua morte ha lasciato un po' perplesso effettivamente, cioè ma non la morte in sé, che comunque per quanto tragica, no, ci può stare, cioè ci sta un po' questa ironia un po' macabra, lui che scherza e poi bam, però più che altro la parte dopo che è un po' strana, cioè lei... Cioè, non mi pare ci stia troppo male. È una tragedia per lei, credo, una cosa del genere. Avrei pensato... L'istruzione lì era quella, cioè secondo me un po' di aspettative se l'era fatta. Tu dici che si era fatta... Per quei 2 anni, si butta in E poi come va, Tanto è già capitato un precedente, quindi uno in più, uno in Il meno. suo migliore amico è autistico, cioè nel senso... Era te e suo fratello. È suo fratello. Sì. È anche il suo migliore amico, però. È vero. Ho una citazione anche a quelli. Vuoi fare la situazione? No, mi ha Dai, ricordato è molto collegato. Leonardo DiCaprio in Buon compleanno Mr. Grape, tipo. E il fatto che si tocca sempre il naso, che fa i gesti, che dica cosa dice cose sconnesse e si arrampica in alto e vede cose e assiste a scene terribili, tipo nel caso di Buon compleanno Mr. Grape alla morte della mamma, spoiler. Non so se qualcuno l'aveva già visto. Solo uno. Ok, no, un po' di persone. Vabbè, muore la mamma, muore un ragazzino che... Fregato. Cristo.
tra, tra chi va addosso ai muri facendo il gesto delle corna. Esatto, grande citazione comunque. No, per il momento ho finito, dopo ne ho altre. Grazie per aver praticamente spoilerato al No, un web altro i film che non finali. c'entra assolutamente nulla, però comunque le distese desolate ricordano un po' l'Australia nel film Buon compleanno Mr. Grape, ecco, sì. Anche la dinamica della cittadina un po' chiusa, di tutti conoscono tutti. Mi ricorda anche la classica cittadina veneta, tipo Rossano Veneto, dove sono cresciuto e nato. Dove ho le mie radici. O Dove ho come le- tutte le città di campagna. Esatto, andiamo avanti. va meglio. Praticamente nel titolo per YouTube scriviamo spoiler by Strauss. Rossano Veneto è una città per vecchi, tipo. Sì, vabbè. Non è una città per vecchi. Non saranno felici. Diretto dai i nostri fratelli fan. Bussolaro, tipo, non so. Al posto dei... Vabbè, stiamo divagando Strauss. Sentiamo un po' cosa ne pensano loro, se dite. Sì, Perché io... secondo me c'è... È pieno di tematiche, raga, dai, insomma. Ok, adesso noi taceremo, se si dice così. No, e prima vedevo persone che annuivano proprio con vigoria, quindi secondo me qualcuno ha le cose da dire. Cioè, poi dai, appuntamento 29, dobbiamo mica alzarci e dire le cose, no, ma basta, cioè, oh. Siamo qui per mandarle a Esatto. Ok, no, adesso... Se volete Vai. parlare, conta che è chiaramente sveglio. No, ma lui è wake up. È wake upato, ha il microfonino secondario per le battute del pubblico. Osservazioni, critiche, Sì, non curiosità, solo battute. domande. Sì, ormai è uno spazio aperto, fatene quel che volete. Aperto in maniera figurata, ovviamente. Beh, Cioè, penso la che le nostra porte fotta arriva fino al Io cielo, però... non so se Tommaso può testimoniare, ma le porte sono aperte, credo, cioè non è chiuso in questo momento. Esatto, è a norma, possiamo... Ok, perfetto. Vabbè, raccontiamo un piccolo aneddoto prima di darvi veramente la parola, cioè che inizialmente pensavamo di fare l'ingresso gratuito a Zefiro e a Genze, cosa poi mantenuta dopo il tesseramento, ma l'uscita a pagamento. Così che magari tipo offerta e responsabilità... Esatto, esattamente. Formula che faremo prossimamente, cioè a gennaio, no, anzi a settembre 2023, cioè non... Siamo giocati d'utenza, ragazzi. Adesso non me ne frega nessuno. Ok, no, scherziamo. Sentiamo un po' cosa ne pensate. Ecco, qui sì. Sì, non sull'ultima roba che ha detto Opi, cioè... Vabbè, non è sul vera, film. assolutamente no, è falsa. Il microfono. Microfono. Grazie per aver parlato, anche perché qua non è che siamo esperti di cinema. Conta, tra l'altro. Sì, ma senti serena di parlare proprio... Ok, no, hai ragione che sicuramente più di una persona ci è rimasta male per la morte del ragazzo, ma forse aveva un senso perché era tipo l'unica persona che non la odiava nella città, oltre a sua madre e al fratello. E non lo so, morendo ha dimostrato quanto schifo fanno il resto delle persone del paese. Cioè, ha fatto vedere quanto odio c'è e non lo so, cioè, sono rimasta male anche per Gertrude, che non ho capito perché alla fine sia diventata la peggiore di tutto il paese, quando in realtà all'inizio, cioè, era amica di Tilly in qualche modo e lei l'ha aiutata a diventare una persona, cioè, l'ha fatta diventare più bella così. E quindi non so se qualcuno ha un'opinione del perché sia diventata così. E niente. Comunque avevi ragione anche sulla cosa delle donne, mi è piaciuto tanto, perché ad esempio la madre la fanno vedere subito come questa persona pazza, no, del villaggio, quando in realtà era una persona molto intelligente, poi si vede che si impegna con la figlia a fare i vestiti e in realtà c'era con la testa, ma probabilmente si mostrava pazza per essere allontanata volontariamente dal paese. E quindi, queste cose. Se qualcuno ha qualcosa da dire. Posso vedere perché dici che voleva essere allontanata? Ma perché appunto, cioè, sono tutte persone che si odiano a vicenda, ci sono segreti, ci sono anche il padre di Tilly che in realtà era il suo, cioè
non amante, però sì, insomma, aveva avuto la figlia fuori dal matrimonio, cose, e la odiava, e tutti la odiavano, e quindi lei si è allontanata volontariamente, secondo me, non lo so, e faceva finta di essere pazza per questo. O forse è stata una conseguenza anche. Mi viene da pensare. Beh, è un ottimo punto. Grazie. Qualcuno che pensa, cioè che ritiene ha la stessa idea o... Allora, inizio col dire che Hugo Weaving, l'attore dello sceriffo che si veste come vestita da donna, allora, ho visto, se avessi un centesimo per ogni volta che ho visto Hugo Weaving vestito da donna in un film avrei 2 centesimi, che non è molto, però è strano che sia successo 2 volte. Cloud Atlas. 2014-13. Sì, poco prima. Comunque, no, io avrei anche rinominato questo film Concende il marcio ad Dul Qatar, perché ha un po' di tematiche shakespeariane alla fine, il tema della vendetta, il tema del tradimento, così, i bambini che muoiono. No, ho letto molto Shakespeare. Esatto. E sì, Kate Winslet qui è veramente magistrale, cioè mantiene il capisaldo del film, mantiene la barra dritta, è l'unico personaggio secondo me che mantiene la nave, che è questa... Sì, è vero, Kate Winslet, ho fatto un paragone un po' pessimo, comunque. Ho dato uno sguardo anche ai costumi, ovviamente è difficile non notarli, che sono tutti quanti, che all'inizio sono tutti cupi, perché inizia con il flashback, con tutto quel tape grigio, poi lei arriva di notte e non si vedeva quasi niente, poi arriva il giorno e il film finisce anche di giorno, come se arrivasse una nuova alba, un nuovo inizio per lei, che non è riuscita a trovare nella cittadina, però in fondo qualcosa ha trovato anche là. Vabbè. Grazie. Grazie. Beh sì, che ha trovato qualcosa sicuramente, cioè nel senso, secondo me come prima cosa ha ritrovato la madre, che poi alla fine, poretta muore anche lei. Però è bello anche il cambiamento del personaggio della madre, secondo me è molto interessante, cioè da reietta a pazza. Parte dal letto, poi va in sedia a rotelle, poi comincia a camminare con la esatto, stampella. cioè un'evoluzione. Cioè, E anche i ruoli Kate che si Winslet invertono. interpreta Gesù Cristo in questo film. Alzati e cammina, va bene, cioè, facciamolo. Esatto, beh, più o meno sì. No, mia era una battuta. Non può essere così veramente. Però effettivamente lei ha portato il cambiamento nelle persone, quindi perché non anche il camminare? No, semplicemente si è presa cura di persone che veramente stavano vicine, mentre nelle altre ha tentato di redimersi, diciamo, ma non c'è riuscita, nel senso. E comunque, cioè, secondo me lei era perfetta per questo ruolo, cioè era madornale, a parte un'icona, secondo me. Poi c'erano delle scene pazzesche, cioè veramente dove l'hype, secondo me, si alzava, ovvero quando tipo c'era la partita di football col vestito rosso, che lì hanno fatto uno studio pazzesco dell'abito, sia anche del colore, no? Perché volevano che fosse, cioè, comunque elegante e appariscente, ma non volgare, perché sennò si rientrava in quel circolo in cui sua madre veniva chiamata sgualdrina, per cui anche la figlia, quindi anche a livello di studio dell'abito è stato fatto un bel lavoro. Poi quando si toglie i guanti così, cioè, raga, tanto stile. Sì, era il periodo in cui mostravi una coscia ed era finita, tipo, mostravi la caviglia e tipo era Beh tutto... sì, erano gli anni 50 comunque, ricordiamocelo. C'è chi smentisce comunque, in sala dice che non è vero, non... No, adesso non... Beh, se vuoi dare un parere più... Ok. No, no, adesso con No, ci interessa. Siamo fortunati perché abbiamo un microfono per raccogliere le tue opinioni. Nah, siamo abituati ormai, dai, la quinta volta. Guarda, non sembra neanche un microfono, che fai finta di avere una caramella grande.
Gen Z palestre di libera. Consigliamo uno sponsor, Molino di Ferro. Modino di ferro. No, vabbè, dai, a parte questo commento sì che tipo non si potevano mostrare le caviglie, cioè insomma, no, anni 50, siamo già più avanti, così, però ok. No, era interessante, sì, comunque c'è questa decisione di ambientarlo negli anni 50 per fare leva sulla figura della donna, no? C'è questo il new look di Dior, le curve accentuate, eccetera, che fanno questa donna sirena, un po' sensuale così, in netto contrasto con invece i camicioni delle donne di periferia, ma insomma così, della cittadina. Però in realtà un personaggio che ho trovato molto interessante, forse uno dei più interessanti insieme allo sceriffo, era il personaggio di Gertrude, perché abbiamo parlato, cioè ho visto che è venuta fuori più volte questa idea tipo che i vestiti possono cambiare le persone e infatti c'è stata una trasformazione, tra l'altro bellissimo il vestito del ballo, tipo, cioè quando lei arriva ed è così un po' anche alla Audrey Hepburn, cioè un po' richiamano tutti questi film di moda. Però, cioè, non lo so, in realtà non è vero che poi questi vestiti la cambiano. Cioè, o la cambiano in peggio, però in realtà cioè, lei comunque rimane una ragazza di periferia frustrata anche quando è insaccata in questi abiti bellissimi, capito? Quindi, cioè, cambiamento, boh, non lo so, cioè non è che un abito ti cambia l'indole alla fine. Magari ha tirato fuori quello che era. Ha tirato fuori, no, non lo so, forse, cioè, attraverso le forme dell'abito si tira fuori questa femminilità che poi in Gertrude diventa una femminilità cattiva, no? Cioè lei si sente una diva e quindi si atteggia da diva. Se la tira, esatto, se la tira e viene fuori il peggio di sé in realtà. Però se ci pensi, cioè così la cambia, cioè effettivamente avendo più sicurezza di sé, lei è cambiata, cioè da che era sfigatina è la regina del mondo, però secondo me è un mega punto di vista perché effettivamente, cioè in questo film è vero che cambia le persone, però la protagonista lo usa come un'arma personale a questo punto, cioè invece di avere un film western dove si sparano è un film western in cui usano la moda per vendicarsi, tipo anche il finale in cui lei praticamente va dai nemici della, come si chiama, compagnia teatrale e diventa effettivamente un combattimento tra vestiti molto sottile secondo me, cioè nel senso che è una cosa che percepisci lievemente, però se comunque riesci a capire le dinamiche effettivamente diventa veramente un modo in cui la protagonista gioca e si diverte sfottendo Sì, è vero, tutti è i vero. personaggi. C'era anche un dialogo, secondo me, tra il tipo costume e moda alla fine, proprio alla fine, nelle ultime scene, perché tipo anche lo spettacolo della tipo contrada, quello insomma per cui lei ha fatto i vestiti, erano dei costumi in realtà, perché erano dei kimono, quindi era un costume tradizionale, però era un costume tradizionale eseguito ad arte, e invece tipo i costumi shakespeariani erano dozzinali, cioè, e poi si vedeva quando loro tipo tornavano nel paese e scendevano dal bus ed erano assolutamente ridicoli, no? In questi vestiti che sembravano, vestiti tipo da festa, ma fatti male, capito? Cioè, e c'era secondo me anche, forse sì, in maniera intenzionale, questo discorso moda, costume, cioè come la moda può approcciarsi al costume, innovarlo, come il costume fatto male non è mai moda, eccetera, è solo ridicolo, eccetera, eccetera. Insomma, c'erano dei discorsi interessanti anche da questo punto di vista. Sì, secondo me è molto giocato su questo aspetto, anche proprio, cioè è un periodo che è il dopoguerra e infatti parlano anche in un sacco di interviste del fatto che comunque poi è arrivato Dior e ha cambiato proprio le silhouette, come dicevi tu, e viene anche citato nel film quando arriva Tilly e c'è il sergente che dice oh Dior, tipo in estasi, ed è proprio una citazione appunto anche al periodo storico della parte di tutti i costumi, che secondo me è stato un gran lavoro. E poi penso sia stato anche molto difficile cioè far sembrare Tilly comunque un personaggio appariscente ma comunque elegante, raffinato, simbolo di femminilità probabilmente, però
non far superare la sua, diciamo, il suo personaggio a livello estetico con gli abiti che creava per le altre donne, perché effettivamente cioè, il personaggio protagonista non può essere sorclassato forse dalle sue creazioni, no? E secondo me è stato complicato a livello proprio pratico creare degli abiti cioè, che siano belli, che esaltino le forme, però allo stesso tempo non superano la protagonista in A sé, proposito di questo, insomma. scusate, sto polarizzando la conversazione, però c'è una cosa interessante secondo me da dire che hai tirato fuori con questa cosa. Ma solo perché tipo ho studiato queste cose, quindi insomma. Però tipo è vero questa cosa che dici del fatto che hanno dovuto fare una scelta tipo su come rappresentare lei protagonista e fare in modo di bilanciare tipo anche gli abiti delle altre, però senza che fossero troppo, cioè senza che la superassero, che la oscurassero. Ed è vero, adesso che mi fa pensare, è stravero, perché lei è tipo sempre Dior, c'è sempre un po' abiti attillati stretti, fasciata, tubino, questo scolo a barchetta, tipo così. E invece, e quindi molto 50s, molto anni 50. E invece tipo gli abiti che fa per le altre, soprattutto all'inizio, quando iniziano a comparire i primi, tipo quella che aveva la manica tutta plissettata, bianca, un po' statuaria così, quelli sono abiti invece, secondo me, più ispirati alla Vionnet, che lei cita. Madeleine Vionnet è una stilista che lavorava tipo negli anni 30-40, meno conosciuta di Dior, però tipo maestra, cioè bravissima, mega, non so, cioè comunque famosa, insomma importante. Che però faceva queste cose più fluide, più statuarie, cioè non so come. E infatti si vede anche, c'è l'uso della plissettatura, molto Vionnet, e poi anche tipo i veli, c'era quel vestito azzurro della donna, tutto con i veli così, che sono silhouette diverse, no, rispetto a quelle degli anni 50. E quindi è un po' come se lei mettesse in pratica quello che ha imparato quando faceva tipo, quando lavorava per la Vionnet, sulle altre persone, e poi però per lei ha maturato come uno stile più, non lo so, cioè uno stile diverso, forse sì, più maturo, più strutturato, non lo so, comunque basta, cioè che mi è venuto in mente. Sì, penso che beh, anche leggendo qualcosa sicuramente hanno dovuto fare una distinzione perché sennò cioè, non era equilibrata la cosa a livello proprio di sceneggiatura o anche di immagine, in cui secondo me mi collego anche a dire che secondo me l'immagine è curata molto bene in questo film. Comunque pareri magari. Questo è un fun fact interessante comunque. Sì, È infatti. la rassegna moda ed è il primo fun fact sulla moda che viene fuori, quindi complimenti. No, Yeah. vedevo delle mani alzate. Una mano alzata, due mani alzate. Quella. C'è fermento nell'aire. Chi c'era prima? Non so. Avevo visto una ragazza con la felpa. Allora, in realtà a me come idea questo genere di film piace molto, cioè mi piace molto vedere, ed è stato fatto anche molto spesso sia nel cinema che nella letteratura, vedere come all'interno di una comunità insomma già strutturata si aggiunga a un certo momento un elemento di disordine e come poi questo elemento cambi totalmente gli equilibri di quella stessa comunità. E appunto c'è questa donna che con la sua eccentricità, sia per quanto riguarda la sua personalità, sia proprio per le cose che materialmente porta, quindi appunto i vestiti che hanno anche questa connotazione, mi sembra anche erotica, abbastanza esplicita, e appunto porta sì, degli sconvolgimenti all'interno di questa comunità. Solo che a me sinceramente non sembra che il tentativo di questa rappresentazione sia totalmente riuscita. Cioè, secondo me ci sono dei personaggi, cioè per esempio il personaggio di Chris Hemsworth. A me sinceramente sembra. Liam. Ah, scusa. Liam. Vabbè, sono uguali, insomma. I beef australiani. Esatto. Cioè, a me sinceramente è sembrato quello che ne è uscito in modo peggiore. Cioè, veramente, cioè, già dal primo momento in cui compare davanti alla telecamera mi è sembrato proprio che stonasse con
con l'ambiente che stavano cercando di creare all'interno del film, cioè praticamente c'è questa specie di villaggio in mezzo al niente e a un certo punto compare questo adone abbronzato con i capelli biondi perfettamente acconciati che spacca la legna, non so, tutto il tempo. Non so. Cioè, non lo so, mi è sembrato semplicemente che fosse stato messo lì, perché Fregno e non so. È esattamente così. Hai risolto l'arcano. Cioè, non riesco proprio a trovare una collocazione, cioè, mi sembrava che stonasse con la comunità intera, cioè veramente non riusciva ad amalgamarsi con tutto il resto. E poi, devo dire che, sì, in generale devo dire che non ho proprio tantissimo apprezzato, sì, devo dire, il tentativo così, insomma, di rappresentazione di questa comunità. Magari ci sono alcuni personaggi che ne escono un po' meglio, però in generale devo dire che, sì, devo dire che non mi è piaciuto molto. Ma i personaggi in sé o la rappresentazione del paesino? Mi sono persa. Sì, cioè entrambe le cose, cioè appunto col modo in cui caratterizzi i personaggi poi si crea anche un po' questa, poi ti ritorna insomma questa immagine di questo paese, però non lo so, alcuni veramente mi sono sembrati quasi proprio caricature, cioè proprio, non lo so, sembravano dei monoliti che interagivano male fra di loro e l'idea che ne usciva da questa rappresentazione era un po' a tozzi e bocconi, cioè comunque, perché poi secondo me non è facile veramente restituire un'immagine interessante quando cerchi appunto di rappresentare una comunità che all'improvviso viene scossa da un cambiamento totalmente nuovo. Sì, poi c'è anche questa comicità inserita delle volte che devo ancora un po' capire bene come connotarla. Cioè, appunto, venivano inserite queste gag ogni tanto e anche lì, cioè, non lo so, non so bene dire se mi sembrino bene amalgamate con tutto quanto o se invece anche qui sia un po' fatto a casaccio. Cioè, non so, non mi è sembrato di veramente cogliere una linea precisa che un po' tenesse insieme tutto quanto del film. Non so se l'ho spiegata. Un bel commento. Grazie. No, veramente buono. E non so se volevi dire qualcosa. Due cose. Sì. Una che secondo me, collegandomi a Sabina, il personaggio di Liam Hemsworth è demenziale, cioè passatemi il termine, ed è l'unico effettivamente così. È stato secondo me, io ho avuto l'idea che la regista l'abbia fatto apposta, cioè proprio messo là apposta il più stereotipato che ha fatto la morte, cioè, sembrava l'amore grande della protagonista, la sua morte è durata 2 minuti, quindi secondo me è fatto apposta. È stato effettivamente l'inizio di tutta quanta quella poi linea pseudocomica delle morti irrazionali, una dopo l'altra, col tipo che correva e non riusciva a fermarsi. Quindi secondo me è stato semplicemente l'inizio della parte più comica del film. Volutamente hanno scelto come inizio il personaggio più inutile che diceva sì, ti proteggo io, e poi alla fine muore cadendo dentro un silos. Quindi sì, buttandosi tra l'altro effettivamente, neanche cadendo. E quindi sì, secondo me proprio l'hanno fatto apposta. Ho avuto l'idea che la regista l'abbia fatto apposta. E l'altra cosa è, secondo me, invece, il fatto di Gertrude in generale, delle protagoniste femminili e del poliziotto, insomma. Secondo me, semplicemente, ognuna ha avuto la sua emancipazione. Ogni personaggio è riuscito a emanciparsi. Gli unici che sono emancipati in maniera positiva sono i personaggi solitari, appunto il poliziotto che non aveva nessuno, la madre, lei. Gli altri non hanno potuto avere un'emancipazione felice, semplicemente perché la società non glielo permetteva. Si sono emancipati da coloro che, di solito appunto uomini o madri, che le tenevano prigioniere, ma cosa te ne fai di un'emancipazione in un posto del genere? Quindi semplicemente sono diventati personaggi negativi perché era tutto quello che potevano diventare. I personaggi positivi o sono morti, come la madre, o sono scappati o si sono fatti arrestare, però diventando loro stessi. Quindi secondo me
è una sorta di messaggio positivo con alcune conclusioni negative, ma sono tutte emancipazioni, quindi sono tutte in un certo modo da apprezzare, nonostante siano sbagliate. L'omicidio, vabbè, quell'uomo terribile, però effettivamente è un omicidio. Però la donna dopo anni è riuscita a sorridere veramente. Quindi l'ho vista in questo modo. Sì, anche perché praticamente la stuprava, cioè. Appunto, esatto. Ok, grazie. Ok, c'è tanta roba, c'è tanta roba, c'è tanta roba. Beh sì, mi ricollegherei un secondo al fatto dell'emancipazione della madre, in particolare al fatto come gli abiti appunto possono cambiare le persone, che dicevate prima, perché ho visto nel personaggio della madre in particolare, che vediamo dall'inizio che è una persona chiaramente in difficoltà, non possiamo sapere se soffriva di demenza, anche perché è un tipo di malattia che alterna momenti di lucidità, momenti comunque di sofferenza, di confusione. Però vediamo che nel proseguirsi del film migliora per quanto riguarda la sua condizione medica, la sua condizione in generale di lucidità, come se la permanenza di sua figlia o comunque lo stare intorno ai vestiti la rinvigorisse. Vedi che Strappa, stai fremendo. Invalida, tipo, no? Stai fremendo da dire Sì, qualcosa. volevo dire questo, scusa. Dai. Cosa devi dire? Cosa c'è? No, voleva dire una falsa invalida. invalida. 104, tipo. No, scusa, basta, no, mi fermo, vai. Sì, pure quello era tutto nei contributi. No, appunto per questo, come vedevi che migliorava passo passo e in generale appunto tutti i personaggi hanno avuto il loro momento di emancipazione una volta che gli è stato consegnato un vestito, fatto un vestito, dove il loro carattere è stato esacerbato in bene o in male, sostanzialmente. E la madre, che è arrivata al punto massimo di salute, di lucidità se vuoi, quando ha ricevuto il suo vestito è come se avesse avuto finalmente la forza di morire. Cioè, pare un ossimoro, però veramente prima è come se non ce l'avesse, perché sentiva come essere in debito rispetto a sua figlia, rispetto alle persone che conosceva. Aveva ancora un ruolo a cui doveva dare un fine, insomma. Invece con l'abito, quello è stato il suo momento pivot per dire: bene, ho fatto il mio, ce l'ho fatta, sono contento di dove sono arrivata e posso andarmene. Almeno così è come l'ho interpretata io. Prego. Io avrei dei commenti da fare in realtà su tutto quello che... Vabbè, vai, poi fa lui. Perché vai. Ok, su tutto quello che è stato detto fino ad ora, partendo dal commento di Sabina. Allora, tu hai parlato della figura di Kate Winslet, Tilly, si chiama così, vero? Non guarda quello che non si ricorda i nomi. Come una figura che ha scosso una piccola comunità, no? Con il suo essere fuori dagli schemi, col suo erotismo anche da un certo punto di vista. E mi ha ricordato molto la figura di Malena. Non so se a qualcun altro, non so se hai rivisto qualcosa. Ok, Malena è un film che, spero sia tagliata questa cosa, mi ha fatto odiare il popolo siciliano. No, non è vero, dai. No, è un film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale in Sicilia, dove Monica Bellucci interpreta la figlia di un professore di paese che effettivamente ha un aspetto molto provocante, e questa cosa non viene ben vista dai compaesani, che appunto, cioè dalle compaesane più che altro, dai compaesani viene ben vista, e insomma mette in luce queste dinamiche tipiche dei piccoli paesi, dove si sviluppa quell'invidia, quel giudizio, quel pregiudizio nei confronti appunto di chi effettivamente si dimostra un po' di più, di chi osare. L'ho detto veramente, di chi tenta magari oppure anche involontariamente appunto farsi vedere un po' di più. Ecco, nel caso di Malena si parla di un'ostentazione involontaria della propria bellezza, poi volontaria per varie cause, adesso non sto qui a spoilerare il film, mentre nel caso di Tilly, ecco, è un'ostentazione volontaria. Insomma, lei comunque ha vissuto in altri contesti, quindi la cosa non dovrebbe stupire.
però in un paese di 100 anime, se sono abituati al deserto, ai canguri, insomma, forse vedere una signorina vestita di rosso durante un match di football può destabilizzare, ecco. Questo è quello che mi ha suscitato il tuo commento. Niente, volevo fare questo riferimento. Poi mi sono dimenticato del resto. Su Liam. Comunque 100 Vabbè, ha fatto 100 anni ma all'inizio del film. 100 anni, poi tipo 20 praticamente. senza casa. Senza casa, poi il Lashish. Adesso, Adoro. sì, esatto. No, grandi riferimenti alla cultura degli anni, ma anche odierni, insomma. Cioè, insomma, Condanniamo. sì, esatto, condanniamo. Non me l'aspettavo che avrebbero tirato fuori un po' l'avevo intuito, no? Il brownie all'hashish. Un aroma insolito. Un aroma insolito, la signora che sviene mangiando il cioccolato. E a comunque. causa dei biscottini muore il marito perché non ha il cuscino. È andata. L'ironia. Se doveva andare così, ecco. No, Liam Hemsworth, boh, sì, sai che hai ragione. Non dico che fosse inutile nel film, però. Insomma, ho qui dei fun fact sull'Australia comunque, cioè, in caso è australiano. No, io per quanto riguarda questo famigerato Liam, penso che sia stato scelto per far sì che nella regia ci fosse la parte di amore, insomma, cioè tutta quella parte sentimentale e che poi scegliere non Adrien sempre Brody, non va so. bene. La fine, secondo me, è come un'introduzione a tutta quella serie di morti che poi avverranno e sulla quale la regia si sarebbe soffermata troppe ore se avesse dovuto analizzare il dolore di ogni morte. Secondo me è stato un puro tecnicismo, forse. Ma in Cosa realtà da mi è dire? venuta in mente un'altra cosa. Sai perché sembra sbagliata la sua presenza nel film? Perché è troppo Kate bello. Winslet è tipo del 77, lui è del 90, cioè Si proprio. vede la differenza Cioè, di età, l'ho notato anch'io. Però secondo me invece non, cioè, un non po' un stona. gustaio, no, non mi fermo qui. Ok. E anche secondo me effettivamente cioè tutto il film è giocato in due parti, forse la prima più comica, nel senso dove comunque è quasi divertente vedere questa gente un po' di merda, insomma. E dopo la tragicità però viene vista anche un po' in chiave comica, forse per quello che nelle morti di tutti questi personaggi non ci si sofferma troppo, nel senso che cioè non è realistico questo film, cioè nel senso non è che anche i personaggi non sono normali, è tutto paranormale, la storia in sé è paranormale secondo me, per cui secondo me ci sta bene il fatto che non ci si soffermi troppo. Poi in realtà c'è anche la morte di Liam, ovvero Teddy, è anche un po' un modo per far sì che ci sia un avvicinamento con la madre, perché lì la madre c'è questa inversione di ruoli in cui è la madre che poi si prende cura della figlia e invece all'inizio era la figlia che pur di farla ricordare, insomma che lei è Myrtle, cerca in tutti i modi di stare con lei, di accudirla, comunque si prende cura di questa madre che tra l'altro è stata abbandonata dall'intero paese. E secondo me anche Liam c'entra perché era il fratello di un reietto per il paesino e quindi c'è una somiglianza tra i due personaggi in realtà su certe cose, cioè magari l'età no, abbastanza visibilmente, però i due personaggi in sé anche si parlano di voler scappare, quindi anche forse dà quello sguardo di speranza che magari tu nella vita quotidiana cerchi in un'altra persona, poi dopo è finita male e lei insomma ha trovato le forze da sola, anche insieme alla madre, in un primo momento di vendicarsi, però secondo me proprio c'è anche il fatto che doveva avere un amico, minchia sta povera donna, insomma in tutta quest'altra gente, quindi io in realtà ci vedo delle connessioni tra di loro. Poi il modo in cui muore è abbastanza banale, ma secondo me la sua banalità è cioè, è tragica, cioè nel senso secondo me è peso, cioè secondo me non è ridicolo, è ridicolo il fatto che effettivamente dica, come dicevi tu, vestita di bianco, non so come ti chiami, che insomma dice ti salverò, ti proteggerò io e poi muore, cioè quello effettivamente fa ridere. Anche grottesco, cioè Sì, che anche non sia grottesco. così. Sei un ragazzo di campagna, però sei pronto a tutto, quindi, cioè, insomma,
Anche lei doveva saperlo. È che è abitato in Europa, effettivamente, nelle grandi città, quindi non era detto. No, questo è andato in Australia, giusto? Sì, no, ma ed è- Tilly è vissuta a Parigi. Sì, sì, sì. Cazzo, è stato preso come un commento serio. Se c'era Matteo, credo che Sì. voleva dire. Sì, in realtà non voglio, diciamo, aggiungere niente di quello che sia già stato detto, mi ricollego un po' al discorso vestiti, al discorso comunque anche donne e tutto, e io penso che forse qui il vestito deve essere visto più come un mezzo che un simbolo, cioè alla fine comunque anche lei arriva in questa cittadina e una delle prime scene che abbiamo è lei che poggia la macchina da cucire sul pavimento, quindi uno strumento per fare qualcosa. E gli stessi vestiti, la stessa moda è un modo per lei per ritornare diciamo, reintegrarsi in una realtà che era praticamente estranea a quello che era stata abituata per tanti anni vivendo in Europa e in giro. E appunto, come strumento di emancipazione sono d'accordo perché ognuno ha un po' la sua storia personale dentro il vestito, quindi il vestito come mezzo per arrivare in bene o in male comunque a avere una risoluzione positiva o negativa di tutto. Tra l'altro questo non lo so, non sono sicuro, però penso che i personaggi comunque che non abbiano avuto un vestito da parte sua sono quelli che hanno fatto una delle fine peggiori, perché comunque non so, chiedo, non mi ricordo, perché comunque l'insegnante non mi pare avesse avuto vestiti e boh, è finita come è finita. Il vecchietto, il farmacista, neanche. Quindi, appunto, chi non ha avuto il vestito forse non ha avuto neanche la possibilità di magari fare quel saltino. E comunque tutte queste persone che poi alla fine sono morte sono state le principali, anche se poi ce n'erano altre, ma quelle che hanno fatto più del male alla protagonista e sono finite tutte sempre in violenza. Quindi, boh, c'è tutto un viaggio personale di ciascuno. Ecco, basta, finito. Ok, grazie. Vedo che strappa la pagina Wikipedia aperta, non so se... Sì, dell'Australia, tipo, oltretutto, per i fun facts. La lingua ufficiale non è nessuna de jure, ma è l'inglese de facto, tipo, dicono. Quindi... La superficie qual è? Un fottio, tipo 7688. No, ma un fottio, porca puttana. È grande. È uno degli stati più grandi. No, altro che 7.688.287 km quadrati. Più grande della Sicilia, effettivamente. Molto. E pensate che in tutti questi chilometri ci hanno messo 3 anni a trovare il posto per fare il film, La perché valuta è volevano il dollaro deserto. australiano e si trova nell'emisfero E qui si australe. fa anche geografia comunque. Gen Z e anche cultura. E anche Siamo qui per questo, stiamo che non faccio dalle elementari, lavorando per letteralmente. C'è qualche altro parere, qualche altra opinione, Ma sì. critica, considerazione, curiosità, riferimento da parte di chi ne sa su qualcosa che ha notato, che vuole condividere con noi o che non vuole condividere se non vuole... Va bene, condividere. allora tenetevi i vostri segreti. Ok, vai. Mezza convinta. No, non volevo in realtà ritirare fuori la questione Liam Hemsworth, nel senso che penso che sia stata abbastanza sviscerata, però l'unica cosa che volevo dire è che a me non ha tanto disturbato il fatto che lui fosse nel film il personaggio che interpretava, nel senso che vabbè comunque ci sta un po' il belloccio, figo, e ci poteva stare secondo me fin là. La cosa che ho apprezzato forse un po' meno è la storia d'amore comunque dipinta tra lei e lui, nel senso che l'ho trovata una storia d'amore molto idealizzata, molto romantica, molto un po' cliché. Cioè, nel momento in cui lui le dice adesso ci sposiamo e partiamo insieme, io la prima roba che ho pensato è stato ok, adesso succede qualcosa di tragico, perché cioè, non pensavo effettivamente, cioè era un po' telefonato, nel senso ho detto ecco là. E quindi ecco, forse l'unica cosa che non ho troppo apprezzato è stata questa. Poi per il resto anch'io mi sono goduta tantissimo i costumi, cioè tutto quello che è stato detto, io sono molto d'accordo, anche se non avevo visto la chiave comica nella sua morte, che in effetti è interessante, cioè non ci avevo pensato, però... E basta, niente, questo, chiusa parentesi sul Liam, però. Beh, questo mi fa pensare a... Ah, scusa, no. Vai pure. Ah, ok, no, questo mi fa pensare che in questo film l'amore è molto deviato, cioè nel senso la signora che si mangia
biscotti alla marijuana, praticamente ha il marito che la picchiava finché poi non si è ingobbito e praticamente non riusciva più a fermarsi perché aveva la gob e non ci vedeva, non lo so bene per il motivo. L'altra praticamente veniva stuprata mentre dormiva, aveva il marito che era un puttaniere praticamente, odiava la figlia, cioè letteralmente l'amore è deviato e penso anche per scelta, nel senso che è come condannare questo sentimento in una cittadina che di amore o comunque di fratellanza o di senso della comunità proprio non ne ha. E forse anche per questo e anche la relazione idealizzata proprio di questa, come si chiamava? Oddio, un vuoto. No, non lei. Raga, scusate, un vuoto. L'amica, quella che le dà il vestito la prima volta, la prima... Gertrude, scusate, ho avuto un vuoto. Scusaci. Salutiamo Gertrude. Non mi veniva proprio questo nome. No, che lei inizia a piacere solo per il suo aspetto, poi principalmente. Cioè, è triste da un lato se ci pensate, cioè lei piace per il suo aspetto e basta. Cioè, è veramente triste, cioè letteralmente non era niente prima di avere quei vestiti. E quindi secondo me sono tutti modi di viversi il sentimento in modo negativo, però cioè veramente pesante, cioè magari è un po' camuffato da tutta la comicità che c'è, o comunque non è neanche il nucleo centrale, però se pensiamo alle singole coppie è tutto brutto, cioè veramente, e quindi mi ricollego appunto a quello che aveva detto Margherita. Vai pure, non so chi c'era dei due. Aggiungo solo una cosa, magari allora, mi spiego meglio sulla questione di Liam. Sì, il nostro amico. Gettonatissimo stasera, Liam. Sarebbe stato bello averlo qui. L'abbiamo usato come fermaporta prima. Ma ci sarà venerdì prossimo. Non l'avete riconosciuto perché non c'era. Il budget era finito. Allora, secondo me, ci poteva anche stare il personaggio di un uomo all'interno del villaggio con la quale la protagonista un po' appunto riscopre appunto il lato erotico, si innamora, però secondo me il modo in cui hanno rappresentato questa cosa è veramente brutta, secondo me, perché assume veramente i caratteri dell'amore rappresentato secondo quello stilema un po' tipico, un po' hollywoodiano, per cui sono talmente espliciti nel farti vedere la scena in cui loro si dovrebbero stare innamorando che quasi non si percepisce in realtà il sentimento che uno sta vedendo sullo schermo, vedi che loro si tengono per mano, ma in realtà ti chiedi dove sia nato questo sentimento e quindi secondo me poteva anche starci appunto metterci anche l'elemento erotico per la protagonista, anche perché appunto si vede che lei è abbastanza si tira indietro le prime volte, non vuole avere contatti fisici, non vuole avere legami con nessuno, e poteva starci appunto far vedere che invece anche lei stessa non solo è elemento di disordine all'interno del villaggio, ma poi anche lei, diciamo, cambia perché si innamora e tutto quanto. Però appunto secondo me il modo in cui viene rappresentata questa cosa veramente scade con queste scenette hollywoodiane, un po' da cinema, un po' sì, forse mainstream così, e per questo veramente quel personaggio non l'ho proprio capito, veramente mi è sembrato fatto male e mi è sembrato veramente inserito solo perché appunto è molto bello, dovevano far vedere sto maschione muscoloso mezzo nudo e non so, e poi queste scene di sentimento, d'amore che secondo me veramente mal riuscite per i motivi che ho detto prima. Questo. Secondo me la scena in cui lui si spoglia è una delle scene più belle della storia del cinema. No,
Sì. Degli applausi. Speriamo che Liam veda questo dibattito. Applauso nascosto. Glielo mandiamo in chat su Instagram per una settimana. Accidentaccio. Ma allora io mi volevo così rifare a qualcosa che è stato detto, a alcune cose che avete detto finora. Cioè, riguardo alla questione dei che avevi sollevato tu, mi pare, cioè del fatto che i vestiti effettivamente producano un cambiamento, e che ne avete parlato voi due. Cioè, secondo me effettivamente il film inizialmente sembra suggerire, cioè è un po' ambiguo, perché è vero da un lato che le persone che non entrano proprio in contatto con lei, quindi come dicevi tu, il farmacista, il sindaco, che sono ovviamente i personaggi assolutamente più negativi del film, cioè sono anche quelli che effettivamente rimangono negativi e vengono puniti nel modo più severo, diciamo così. Però è anche vero che inizialmente, cioè, le persone effettivamente, quelle per cui vengono fatti i vestiti, sembrano cambiare anche in peggio, se vogliamo, anche in modo appunto ridicolo. Effettivamente Gertrude poi diventa appunto una sorta di malalingua, così sembra veramente cambiare personalità in modo negativo, però anche all'inizio c'è questa scena abbastanza appunto anche lì comico, grottesca, di la nuova sarta che arriva al villaggio, e c'è questo veramente scenario da western completamente desolato, con questi tizi che vanno in giro che sembrano veramente usciti da Café Society, cioè abbastanza divertente, no, come contrasto, per cui effettivamente cioè, sembra che loro si ambientino in questa, come dire, in questa possibilità di ostentare senza avere, appunto, come dicevate voi prima, cioè, diciamo così, tra virgolette, il vero stile, l'autentico, diciamo, eleganza che ha la protagonista in un certo senso, no? E infatti, su questo, cioè, volevo dire rispetto al film in generale che effettivamente sono d'accordo con Anna, cioè io ci vedrei uno stacco abbastanza netto dal momento in cui muore il personaggio di Liam Hemsworth. Per il resto del film, cioè sembra veramente, già ci sono degli elementi comici, diciamo così, un po' appunto ironici all'inizio, poi sembrano veramente prendere il sopravvento e anche, diciamo, mescolarsi secondo me in modo molto, cioè, molto particolare con la tragedia, perché anche alla fine, se ci pensiamo, ci sono momenti appunto molto che in un altro film sembrerebbero molto pesanti, come appunto, cioè, una moglie tra virgolette, beh, anche senza virgolette, abusata per anni dal marito che lo uccide, e non so, vabbè, la morte della madre è effettivamente la scena che rimane un po' più tragica di per sé, però anche diciamo così, la morte del farmacista, poi la scena finale del villaggio distrutto. Però questi elementi, soprattutto anche se presi in concomitanza come il film fa, no, con questa sì, così abbastanza divertente competizione, no, dei due paesi per i costumi, assumono un lato, cioè vengono proprio trattati, come dicevi tu, in maniera molto ironica, cioè non solo veloce proprio in termini di tempo, ma anche, cioè, è morto il sindaco, sviene la sua amante, e cioè questa è la reazione. Per cui direi che questo sicuramente mi è parso un tratto molto peculiare di questo film, che non è facile cioè non si trova in generale, direi. E su questo però anch'io devo dire che, cioè, Liam Hemsworth come personaggio in generale, cioè la scena della morte è veramente una sfiga fantoziana, cioè lui che dice ti amo, veramente lui che salta sull'autobus e muore, però invece che perderlo come Fantozzi, quindi cioè anche da quel punto di vista, cioè non so quante persone che hanno, cioè dei qui presenti abbiano percepito la scena come veramente una scena drammatica così, ma lui che veramente, cioè proprio con spavalderia dice no, ma figurati se io mi tufferei mai in un silos vuoto, e si tuffa nel silos e muore, cioè vabbè, devo dire che mi è parsa anche quella forse più cioè forse a me è parsa più comica di quanto voleva essere, però comunque, cioè, mi è parsa comica, ecco. Sì, diciamo che stonava parecchio. Si può dire che Liam Hemsworth sia tipo un Fantozzi più concreto, nel senso che è riuscito nel... Sì, esatto. Esatto. Infatti è logica. Beh, comunque la costruzione... Salutiamo entrambi comunque. Solo uno dei due... C'era una mano alzata?
No, ok, Alice, ok. Dicevo, secondo me comunque, anche per me la sua morte è un grandissimo punto di domanda, per la perplessità in realtà, però comunque secondo me la costruzione nel film, cioè, ti fa comunque, non dico commuovere, però sì, seppur ridicola, comunque è ben costruita la morte, nel senso, quello che succede, no. Però comunque c'è il dialogo tra loro, la battutina ironica e poi la musica si arresta, finisce, lei continua a ripetere il suo nome, quindi capisci che cosa è andato storto. La cosa che fa effettivamente, che muove qualcosina, è il fatto che lei pulisca il cadavere con la madre. Quello dopo. è peso, eh. Cioè, ok, però nel mentre, letteralmente lui si è buttato e lei... Oh! No, Oh! dico, E tipo, nessuna risposta. Quasi ridicola quanto quella del Pirla che si butta contro il muro, capito. Fa qualcosa per lei, cioè sì, simbolicamente dovrebbe farlo perché dice più di te, però appunto, cioè, viene punito da questa. Sì, no, cioè, dico, a livello di regia... Ho potuto pensare che fosse una buona idea incoronare una ragazzina davanti a un muro. Cioè, no, va bene. Perché poi... Lei ovviamente sarebbe rimasta ferma, pronta a prendersi una testata, cioè... I film sono dei deficienti, cioè, possiamo dirla. No, dicevo, anche la scena tipo del toro Il deficiente è il fratello di Liam Hemsworth. Cioè, comunque anche quelle scene in cui c'è la morte nel silos o comunque questa scena in cui c'è lui che fa finta di fare il toro e poi muore. Cioè, comunque lì per lì anche a me sono sembrate un po', non dico un filo ridicole per come succede, per come poi gli eventi si evolvono, però lì per lì comunque sono ben costruite, cioè a livello di messa in scena, a livello di regia. Cioè non è niente di clamoroso, però comunque lui che si butta, la musica si arresta, lei che chiama il suo nome più volte, lei che punta la torcia o la similtorcia. Cioè comunque sì, anche io un secondo dopo ho detto questa è una boiata, però comunque lì per lì ci sta che magari un pubblico meno smaliziato si possa essere intenerito effettivamente, secondo me. Cioè per come viene costruita, secondo me. Certo. Solo per questo volevo dire. Cioè io non è che penso che sia una scena brutta o una scena, appunto, una idiozia da parte della regista, semplicemente... Però... no, però, cioè, mi chiedo quanto il comico, diciamo, che ci ho percepito io, fosse voluto o meno. Questa è una domanda legittima, dato che, cioè, posso capire quando muore il sindaco, che è un personaggio di merda, gli tagli le gambe, resta lì a dissanguarti e, tra virgolette, sei anche contento. Un personaggio... cioè, che sembra rappresentare proprio questo anello di congiunzione tra lei e la possibilità di, come dire, appunto, cioè, tra virgolette, superare il trauma, cioè appunto pensare di non avere più questa maledizione. Cioè, veramente gli viene la nuvoletta da impiegato e lui si butta e muore. Cioè, solo per questo, ecco, mi chiedo quanto sia voluto e quanto no, ecco, semplicemente. Allora, ciao mamma, ciao. Allora, con microfono perché dobbiamo dirlo. Allora, due cose. A proposito del sindaco, quanto è bello che alla fine la rossa, cioè la moglie, che durante il film pulisce i peli in casa, cioè alla fine si sporca con la cosa più sporca del mondo, del sangue, cioè bellissimo secondo me sta cosa. E altra cosa, secondo me alla fine i vestiti in questo film sono come il teatro, cioè tirano fuori il peggio e il meglio delle persone. Fine. Basta. No, come il teatro, cioè che loro stanno parlando di Shakespeare e dicono tira fuori il meglio e il peggio, alla fine è la stessa identica cosa che fa lei con i vestiti, cioè riesce a tirare fuori il peggio delle persone, come Gertrude, che salutiamo, e il meglio magari tipo sua madre che alla fine trova il coraggio di fare quella cosa e poi muore, oppure lei stessa, cioè questo, fine. Quindi era una frase d'effetto che doveva finire lì, ma poi ho dovuto spiegarla. In conclusione.
È un parere, cioè, ci sta Abbiamo la assolutamente. risata di Alice on mic. Campionata. C'era un altro intervento? Vai. Aspettiamo il microfono, scusa, ma so che tu lo vuoi evitare, ma... Comunque, no, è che tutti questi discorsi che stiamo facendo, secondo me non tengono conto di una cosa, e cioè che il film è tratto da un libro. E quindi queste cose non bisogna chiederle alla regista, bisogna chiedere alla scrittrice del libro, cioè tipo la presenza del personaggio. E nessuno si ricorda come si chiama, ma comunque insomma di Liam. Teddy, Tommy, non so. E comunque c'è la presenza di quel personaggio e tipo la morte del personaggio, si spiegano nel libro, non si spiegano nel film. Leggete il libro, che tra l'altro ho chiesto a Ubi che se ci poteva dare, ma non lo vendono più. Cioè No, non lo vendono più. perché probabilmente non era un libro serio. Cioè è stato un best seller tipo in Australia. Sì, ma penso voglio anche dire, comunque è introvabile sì, questo libro. Io volevo portarlo, ma Sì, non si trova. È la Sì, scrittrice. ce l'ho qua. Sì. Con noi, sa. Che è del 55. Lei o il libro? Lei. Ecco. Sì, Il ed libro è la tipo del sua 2000. Novel di debutto. Non vedi? Sì, quindi insomma c'è questa cosa che secondo me bisogna comunque tener conto. Sì, è vero. Sì, è vero. E poi c'era un'altra cosa che volevo dire, e dopo stop. Abbiamo fatto tanti discorsi tipo sul legame che c'era tra lei e lui, sulla storia d'amore che vabbè insomma glissiamo perché era molto discutibile, però la cosa più interessante secondo me e su cui forse il film avrebbe dovuto forse fare più leva, questa cosa che lei sentiva di essere maledetta, tipo, di avere una maledizione, che era una cosa molto alla Jude di Obscure, tipo, cioè non so se avete presente il libro, vabbè ok, insomma, comunque è una cosa che si inserisce in una tradizione letteraria alla fine, che ha radici più profonde e quindi cioè, forse questo era interessante, no? Il fatto che è così che si spiegano un po' le morti. Poi non ho capito la decisione di usare comunque non lo so, no, non tanto un linguaggio, però un modo tipo comico di affrontarlo, non lo so, non so se mi è tanto piaciuto e non so se era l'intenzione originale del libro. Questo Bella mi domanda. Ma qualcuno ha mai letto il libro? Non lo so. No, ovviamente. No, ma me lo domandavo perché magari è veramente introvabile questo libro, cioè almeno a livello fisico. Esiste? Esiste. Forse è in inglese. Amazon è possibile reperire quest'opera magnifica. È un'affermazione o una domanda? Siamo su YouTube, dobbiamo fare La marchetta. No, ma dico è una domanda? No, è non lo una- so, magari è reperibile. No, non lo so. So che appunto in Italia questo libro fisico non si riesce a trovare. Magari neanche mai stato tradotto. Cioè, esatto. È il dubbio. cioè, Io può l'inglese essere. purtroppo non lo so malissimo, quindi di sicuro non lo leggo in inglese, però forse in inglese c'è. Magari se state lo leggiamo e faremo sapere. No, comunque sicuramente la regia ha dato, cioè la regista ha dato una sua rilettura, perché, cioè, nel senso, mettere in atto letteralmente quello che c'è nel libro è poco creativo. Sicuramente lei ci ha dato la sua visione, magari ha riscritto anche delle parti su questo. Io purtroppo mi sono informata molto su sta cosa, non c'è scritto assolutamente nulla, magari mi sono informata anche poco, non lo so. Però sì, anch'io volevo, come dici tu, sottolineare, infatti era la cosa che volevo dire, sul fatto che cioè lui, questo benedetto Liam, si lancia nel silo perché vuole confermarle che lei non è maledetta, e secondo me il pubblico ci rimane male non tanto per come muore, perché è banale ed è vero, ma per il fatto che cioè, è la batosta che lei si piglia nel fatto che pensa immedesimarti nel personaggio e cioè ti sei sentita maledetta, non hai mai capito perché tutto il paese ti odia, sembra che hai ucciso un bambino, finalmente capisci, lui vuole insomma dimostrartelo e fatalità muore, poi da lì una serie di sfaceli ed è da lì che poi scatta tutto, ed è proprio dal fatto che lei urla non sono maledetta e poi letteralmente succede di tutto, ed è anche molto figa la parte in cui la madre entra nel negozio e dice che il paese è maledetto, che secondo me è anche una parte centrale, cioè che sono le persone che lo formano che sono talmente cattive e brullane l'anima che rendono tutta una maledizione, e in realtà ci trovo veramente un senso in questo. Poi il fatto che sia, come dici tu, comico, in realtà per me è più un grottesco, cioè nel senso è proprio uno stile. Sì. In realtà lo apprezzo perché il film è anche più estetico, forse così, si può dire.
E a me piace perché mi pare che Riccardo avesse detto questa cosa, che è una cosa un po' insolita. E a me, cioè almeno personalmente, questo è un parere personale assolutamente, a me piace questa ricerca di contrasto, non lo so, ti tiene molto lì, anche perché se ci pensiamo è tutto girato nello stesso posto, ma non cioè almeno io non lo trovo noioso questo film, cioè, e anche tutti i personaggi sono tanto particolari, è molto dinamico, e quindi secondo me se fosse stato solamente tragico, senza questo grottesco, questa comicità, come la chiamiamo, perderebbe tanto del suo. Poi è sempre, fa parte anche della lettura della regista barra della scrittrice, e su questo non ci piove. Questo ovviamente è un parere personale, non tecnico né niente di che. Vedo che c'è una Arriva il microfono. Non si sfugge al microfono. No, scusami, volevo precisare una cosa. A me è piaciuto il film, ma soprattutto io ho pianto per la morte di Liam. Anche a me veniva da piangere. Cioè, nel senso, raga, no, io per favore. l'ho trovato veramente grottesco dopo. Cioè, quando lui è morto, io proprio ho pianto e ho pensato, ti prego, fa che non sia morto, altrimenti veramente io, se fossi in lei, non so cosa farei. Quando stavano pulendo il corpo, ho ripianto, quindi per me lì era proprio tragico. Poi, quando hanno cominciato a morire tutti, sinceramente l'ho trovato grottesco. E lì, secondo me, lì ho capito che la morte di Liam, era Teddy, ok? Era semplicemente un espediente per introdurre il tema del grottesco, che anch'io ho trovato geniale, cioè nel senso, se non ci fosse stato sarebbe stato un film nella media. E invece col grottesco, secondo me è stato proprio cioè è stato piacevole da vedere. Ha preso quel piglio un po'. Sì, esatto, però io ho pianto, cioè non è che non me ne sia fregato niente. Dopo ho fatto ridere e basta. Esatto. Aspetta. No, dopo. Mi ero fidata di lui perché nel senso avevano già fatto la scena del loro che si buttavano, santo che c'era qualcosa che non andava, vabbè. Comunque, per smettere di parlare di Liam... Alla fine torna sempre quell'addominale. No, non parliamo abbastanza del... Non abbiamo parlato abbastanza del sergente perché era veramente un bel personaggio e mi ha fatto molto ridere perché adesso porto un po' di trash a Gen Z. piace. Ci amiamo il trash. C'è un film che si chiama Stardust, non so se avete mai visto, tipo del 2007, è un film trashissimo su una stella cadente che in realtà è una ragazza e c'è tutta la storia d'amore, bla bla. E c'è Robert De Niro che è un pirata su una nave e è uguale a questo personaggio. Si vede da donna e ha queste cose di piuma, è bellissimo. Meraviglioso e mi ha ricordato molto questo personaggio e quindi non so se qualcuno l'abbia visto, ero sicura che voi non l'aveste visto, però Ma tu hai introdotto la fase finale del nostro dibattito. Gen Z non Ovvero- consiglia No, Stardust. Ovvero, se vi è piaciuto The Dressmaker, amerete. Allora, a me ne sono venuti in mente un po'. Prima ho citato Malena, appunto, perché mi ha ricordato la protagonista, quindi vi consiglio Malena. Poi, se si parla di film australiani, e soprattutto film australiani montati velocemente, cioè tipo con questo montaggio tutto dinamico, vi potrebbe piacere Australia di Baz Luhrmann, esatto, e soprattutto con una protagonista bella, bella tosta. In più è ambientato in Australia, però il periodo è differente e anche la tipologia di film è differente. Vabbè, ve lo consiglio lo stesso. Potrebbe piacervi Picnic at Hanging Rock, diretto da Peter Weir, che ha diretto anche L'attimo fuggente e The Truman Show. Esatto, e è un regista australiano, appunto. Picnic at Hanging Rock, oltretutto, è anch'esso tratto da una novel, da un libro,
che mi fa sempre cacare addosso, perché il film effettivamente finisce come il libro, ovvero con un finale aperto. Per capire il vero finale bisogna leggere un capitolo segreto del libro che è stato pubblicato dopo la morte della scrittrice. È molto interessante, sì. Le dinamiche della cittadina, i segreti, queste morti misteriose mi ricordano tanto i segreti di Twin Peaks. Eccolo là. Che vi consiglio. Anche perché Picnic at Hanging Rock ha tinte un po'... Ha un po'. Io mi taccio, vi ringrazio per essere stati partecipi, ma non te lo dico perché ci sono ancora i consigli di Mica. Ok. Io in realtà non ho nessun film perché di moda non me ne intendo né comunque... Però ho un libro che ho iniziato a leggere, quindi non ho ancora finito, che però mi sta piacendo molto, sull'emancipazione femminile. Principalmente parla della donna selvaggia ed è molto bello perché appunto analizza a livello junghiano la donna e la sua origine, insomma molto bello, anche per gli uomini, secondo me, che si chiama Donne che corrono coi lupi di Clarissa Pincola Estés, non so se l'ho detto giusto, ed è un mix tra filosofia e un saggio, comunque raga veramente figo e lo consiglio un sacco, veramente. Ok, allora, premessa prima dei consigli, anche io ne ho un paio, cioè volte in cui ne ho 0, volte in cui ne ho, volte che ne ho 2. Faccio anche le veci di Seba e Carlo, vai subito. No, prima. Ok, allora no, dicevo, la premessa è che questo potenzialmente potrebbe essere l'ultimo dibattito della stagione, perché forse settimana prossima lo facciamo, non lo facciamo, c'è una sorpresa che stiamo cucinando per voi, quindi potenzialmente potrebbero essere gli ultimi consigli stagionali. Allora, un film che vi consiglio che non c'entra molto, anzi non c'entra niente con la moda, che però viene citato prima e poi messo in scena poi in questo film, si chiama Viale del Tramonto, che è il film che ci vedeva quando c'era la madre al cinema e la coppia. E praticamente questo film, secondo me, adesso lo dico io, lo dicono tutti quanti, cioè penso secondo molti è un grandissimo film, è un capolavoro. Adesso abbiamo scomodato la parola con la C, però è veramente... mi ha scoperto. È veramente un gran film che in soldoni parla di uno sceneggiatore di cinema molto squattrinato che deve scappare da degli aguzzini e si imbatte, scappando appunto in macchina, in una villa bellissima, super fastosa, dove trova una donna che vive completamente sola, con soltanto il maggiordomo. Questa persona che vive in questa villa, questa donna, è un'ex attrice, diciamo, sul Viale del Tramonto, quindi che è ben lontana dai fasti e dal successo del passato, e sta cercando in tutti i modi di tornare un po' sotto le luci della ribalta, quindi sta cercando in tutti i modi di conoscere agenti, sceneggiatori, appunto, o altri registi che possano ingaggiarla per altri film. Il film è bellissimo, è del 1950-51, è in bianco e nero, però vi garantisco che sono 2 ore che volano via così, perché ha veramente un grandissimo ritmo e tiene avanti veramente alla grande. Visto per l'esame di cinema, film che vi consiglio. Il secondo, che invece è più pertinente con il tema moda e che consigliandovelo capirete che non ve lo faremo vedere settimana prossima, è molto legato a un tema che è molto presente in questo film, cioè che l'influenza che ha la bellezza e anche come tratto di potere verso altre persone. E il film è del 2016 e si chiama The Neon Demon. È un film, lo diciamo tranquillamente, così come avevamo cominciato con The Witch, è un film horror. Però è un film che è a mio avviso, una bellissima... È un horror psicologico, così, lo diciamo come disclaimer per lavarci le mani, non di corpi insanguinati, però che è un film che è una riflessione molto suggestiva e anche molto onirica, molto eterea, difficilmente afferrabile, perché appunto il film ha pochi dialoghi, ma è bellissimissimo da vedere, su quanto la bellezza per certe persone possa essere pericolosa. La storia, in soldoni, parla di una modella, bellissima, Elle Fanning, correggetemi se sbaglio, e comunque lei, sedicenne in questo film, che è una modella, aspirante modella che arriva a New York e seguiranno vicende drammatiche. Ecco qui. Ritorniamo al consiglio di Strap.
se vi è piaciuto Liam Hemsworth, amerete suo fratello probabilmente in tutti i film di Thor. Ciao a tutti. Grazie mille. Sì, ci vediamo la prossima volta con l'ultimo appuntamento di... Allora, possiamo dirlo, con l'ultimo appuntamento di questa stagione di Gen Z. Esatto. 3 giugno 2023, cioè il nostro primo evento. Noi ci chiamiamo Gen Z Eventi su Instagram per un motivo. E il motivo è che tipo dovevamo fare eventi, riusciamo a farne uno adesso. Esatto. Non è Terzino Basso. Però poi in qualche modo ricominceremo con il format Cineforum, magari in maniera aggiornata. Capiremo, comunque non perdetevi d'animo la prossima volta, ci saranno grandi lacrime probabilmente, grandi sorrisi anche. Sì, esatto. Liam Hemsworth, tipo, che chiameremo per l'occasione insieme al personaggio più malvagio che abbiamo incontrato all'interno dei film proiettati durante il Cineforum, cioè Sebastiano. Ciao, ci vediamo. Carlo.